Ciao ragazzi, bentornati a Zimella. Dovete sapere una cosa, un territorio non lo scopri appieno se non ne racconti i sapori, quelli che nascono nelle case, nei ristoranti e che rappresentano la sintesi di una cultura del cibo che arriva da lontano. E i fornelli servono proprio per riproporla questa cultura, nelle case come nei locali. Ma i sapori hanno bisogno di interpreti e oggi in questo video ve ne faccio conoscere tre, uno più convincente dell'altro, e il primo è Patrizia, la regina della pasta fresca. Adesso lei la sta preparando e sta maneggiando il mattarello, quindi è meglio che mi sbrighi, altrimenti rischia di farne un uso improprio sul mio groppone e fa malcio. Ciao! Guarda che sughetto. Oh signor, ma cos'era questo? Questo qua, le ragù di carne bianca, come si faceva una volta, no? Una quindi? volta, quindi va la gallina, il petto della gallina naturalmente, o il petto del pollo usiamo adesso. Il petto del pollo, che va la carne del coniglio, che va il vitello, e va tutta carne bianca. E dentro qua abbiamo le regueste. Signor, le frattaglie. Diciamo che usiamo solo momentaneamente nel moderno la reguestina, il durello sarebbe, però una volta gli metti dentro anche il fegato del pollo, perché gli faceva le tagliatelle fatte in casa, come te che hai visto da parte di là. Coi fegatini. Coi figadini. Invece qua adesso ti puoi fare anche il risotto, ti fai le lasagnette, dopo te le aggiungi anche nelle tagliatelle fatte in casa. E poi in ogni casa non mancava il caminetto, che era il centro della cucina, un po' di tutta la casa, no? E qui Patrizia ha un vero e proprio piccolo museo. Non scappare Patrizia, vieni qua, spiegami cos'è che è qua sotto. Beh, qua sotto ci sono i cimeli delle famiglie, no? Quelli che si usavano una volta. Questi sono di casa mia, della mia famiglia. Qua c'è il panaro dove La polenta. Esatto, qua si faceva la polenta, lì facevano la polentina o la pearà. Qua facevano il brodo o facevano il minestrone. E dopo che è la mia passione, Molto le pentole bene. da squarciolare, sì. Vai col primo. Alzo. Signore Fogassin! Eh sì. Sento cosa sto sognando in questo momento qua. Cosa Un bicchiere di Clinton da appoggiare. Tradizionali proprio. Adesso non c'è, fra poco. Fra poco. Fra poco avremo il Clinton. Vuol dire che tornerò. E dopo che è un altro fazzoletto lì. Qua c'ho. Qua che è una roba. Guarda. Le frittole. Come le frittole? Sì, perché qua se scomincia il carnevale. Butti avanti presto, Quest'anno è così. Abbiamo già cominciato il carnevale. Queste sono le frittole che si faceva con la graspa fatta in casa. Eccola qua. Fantastico, fantastico. Un bel anticipo d'inverno. Ma si può tastare o devo aspettare a febbraio? No, adesso non te le tasti mia, però dopo forse te puoi tastarle. Gode le speranze. Mi diria di sì. Allora, facciamo così. Visto che Patrizia ha parlato di carnevale, andiamo da un amico che il carnevale lo vive con una passione incredibile. Un produttore, meglio, uno che realizza carri coinvolgendo tutto il paese. Ed è una storia bellissima. Sì. No. Ma come? Il carnevale d'estate? Purtroppo con il Covid è saltato un po' di manifestazioni, però ce la stiamo mettendo tutta. La manifestazione che abbiamo fatto qua questa domenica, questo sabato scorso qua, è stata un po' all'improvviso, però grazie ci hanno lasciato a farla e noi ci siamo riusciti a portare la gente in piazza, a portare gioia, allegria in giro per le piazze, insomma. Ecco. Quanta gente coinvolgi per creare il carro? Per creare il carro, allora, per fare il carro siamo in una quindicina di persone, ci troviamo qua sotto il capannone alla sera, più che altro si scherza, si ride, si compone il carro, poi ci sono le sarte che fanno i vestiti, c'è tutto un gruppo, una collaborazione, una gioia e allegria, diciamo,
che passiamo le serate qua sotto il capannone. Questa è una mia passione che è nata 15 anni fa. Il carnevale a me non mi piaceva assolutamente perché i coriandoli non mi piacevano. Dopo, guardando in TV una sera, ho visto il carnevale e da quella sera lì mi sono innamorato e ho detto perché no, non provare anch'io. Ho provato, è una passione che ho dentro al sangue adesso. La soddisfazione che mi dà è partire da qua, vedere la gente che sorride, vedere portare allegria, portare gioia e comunque trovarci qua la sera, ci passa il tempo, coinvolgiamo tanti giovani e la soddisfazione che ho quando che arriviamo per la prima volta con il carro nuovo, arrivare nella prima piazza è una cosa incredibile a vedere. Sì, ce l'ho fatta anche quest'anno, insieme a tutti ce l'abbiamo fatta, è una cosa insomma stupenda. Cara Pamela! Ciao Stefano! Guardate che belli incontri che si fanno nelle campagne di Zimella. Vero Stefano, vero. E il tuo percorso in bici come è andato allora? Mi ha sorpreso perché Vero. dovete sapere che c'è una tranquillità incredibile passeggiando lungo le campagne di Zimella. È vero, Che questa è una delle cose che voi volete valorizzare, no? che noi come comitato Enti Fiera vogliamo valorizzare, vogliamo dare un valore a, diciamo, la nostra storia e per questo che qualche 2 anni fa abbiamo proprio creato questo gruppo. Siamo 7 giovani di tutti i paesi del comune e vogliamo dare un valore alle nostre origini. La bellezza di questo territorio, diciamo, è anche prendere la bicicletta e assaporare i profumi della natura. Quindi tra il sole, tra i campi, di tutte le stagioni ci sono profumi e colori diversi. E tu puoi stare lì ore e ore con i tuoi pensieri a sorvolare queste mete. Io voglio anche café, Tanto Stefano, tanto fia. No, O sotto il sole. Però devo dire che è un modo per tornare un po' a riappropriarci di se stessi, perché mentre pedali pensi, no? Ti proprio anche del tempo che va gestito, va assaporato, pedalata dopo pedalata. Perché vi siete impegnati in questo sport? Diciamo per dare luce anche al nostro territorio. E siamo consapevoli che ci sono tanti paesi migliori, tanti borghi magari più affascinanti, ma secondo me tutti i paesini della provincia hanno delle storie e delle vite da raccontare. Certo. Ed è per questo che ci siamo affidati al migliore specialista in zona. E perché sono già sposare? No. Grazie Pamela. Io adesso continuo il mio Certo. viaggio perché pedalare fa anche venire fame. Immagino, e Ma qua specialmente. vi racconto tutto strada facendo. Ciao Pamela! Ciao, buon viaggio! E dopo i manicaretti di Patrizia e la bellissima storia dei carri di Luca, adesso vado da Sciavinaro, una delle storiche tipiche osterie della zona. Coraio, non manca che le piste ciclabili, va? Intanto perché Sciavinaro? Sciavinaro in realtà è un soprannome di famiglia. Questo locale è tramandato da generazioni e ci chiamano il Sciavinaro perché i miei antenati lavoravano nella sciavina. La sciavina è un tessuto che viene usato per fare coperte, mantelli, tabarri e cose di questo genere. E quelli che lavoravano nella sciavina erano il Sciavinaro, ovviamente in dialetto, e ci chiamano tuttora così, e quindi il nome del locale. Questa è una storia storica però. È una storia storica, sì, perché è stata aperta da mio bisnonno nel 1924 ed è tuttora della nostra famiglia, tramandata dalle varie generazioni. Cosa vuol dire per te riproporre i sapori dei nonni? È un onore e anche un modo di ricordarli, quindi per me è un onore, perché li ricordo ogni volta che lo faccio come se ci fossero. Quindi sono lì a fianco a te quando cucini. Sì, E che sapori sono? sono i profumi di quando eravamo bambini. Che appartengono a questa terra. Moltissimo, moltissimo.
Quindi- Perché una volta, adesso non è più così, ma fino a pochissimi anni fa, se consideriamo 20 anni fa, non è un tempo così lungo, c'erano le galline a casa, c'era il maiale a casa e quindi arrivava la zia che uccideva le galline, ti faceva vedere come le puliva. E per esempio una cosa che mi ricorda, che mi fa anche sorridere, quando trovavano gli oveti all'interno, gli oveti erano per i bambini, quindi sono tutti ricordi di quando sei piccolino. E anche i fegatini lei li prendeva e li cucinava per i grandi, però i bambini avevano l'ovetto che era all'interno della gallina, per dire. Noi proponiamo un menù veneto, di una cucina veneta con piatti rivisitati, ma sempre legati alla tradizione, come ad esempio sono le trippe, il baccalà, i fegatini, il petto d'oca e il lardo, che erano cose che si avevano nella corte. Nella corte c'erano le galline, anitre, oche e il maiale. Questo c'era nelle famiglie povere e con quello si faceva un po' tutto. Ecco perché ci sono questi piatti. È la forza dei ricordi questa. Sì, ricordi che non solo dalle foto, dai racconti, ma anche al palato si sente la storia. Le persone rivivono anche in un piatto perché si ricordano di quando erano piccolini, cosa hanno vissuto in quel tempo là. Non è che noi mangiavamo il salame, ma ci ricordiamo di come li facevano, che veniva assaggiato il tastasale nel camino, dentro la rete. Sono tutti ricordi che abbiamo, no? Quindi quando li rifacciamo anche solo per farli vedere al cliente o assaporare al cliente, è come riportare un po' quel momento là. Ci sono dei ringraziamenti che ti senti di dover fare per essere qui? Sicuramente la maggior parte del merito ci dà chi prima di me ha tenuto in piedi l'osteria, portato avanti, superando guerre, superando tante vicissitudini familiari, e quindi soprattutto mio padre che oggi è qui con noi, che ci segue ancora. Emoziona questa cosa, vero? Sì, molto. Adesso vuoi vedere se le tagliatelle di Michele gli piace buono delle tue. Eccole qua. Bisogna che dica una bugia. Ottime. No, Ma questo è un modo per ringraziare te, Pamela, tutto il gruppo dei giovani e quanti si sono prestati per farci apprezzare Zimella. Un viaggio veramente straordinario, una terra ricca di tesori per chi li vuole davvero scoprire. Potremmo anche mangiarsi io. Passateci testimoni. E le fritole? mamma, adesso No, che mamma? Mia, qui le fritole. no, non si può. Ho detto mamma che Vabbè, tornerò. Salute, va là. Salute. Gigi. A Savinaro. Gino. Auguri Gino. Non potevo neanche tirare qua. Pensavo che te tiri.